L'Associazione regionale allevatori ARAV tiene oggi l'assemblea generale dei soci. Andiamo a sentire cosa hanno detto al nostro microfono i protagonisti. Sembra un paradosso, ci sono ormai 2 o 3 anni che le annate cominciano magari anche abbastanza bene, ma poi finiscono come finiscono. Nel 2021, a parte il bilancio nostro che ha dei buoni risultati, dei buoni risultati di gestione, per il mondo allevatoriale è un momento molto difficile. Lo scoppiare della guerra in Ucraina ha portato delle conseguenze difficili in giro per tutto il mondo, l'aumento dei prezzi un po' motivato, un po' anche dal punto di vista mio speculativo, ha portato ormai al raddoppio dei costi alimentari delle nostre aziende e questo determina un problema non di poco conto all'interno delle nostre. Poi, come avete sentito nell'assemblea, ci sono sempre più aziende piccole che chiudono, aumentano i capi, anche noi aumentiamo nei capi di controllo funzionale, però il fatto che chiudono le stalle piccole, che sono quelle che più mantengono nelle colline il territorio, diventa sicuramente problematico non solo per il nostro mondo ma anche per tutta la collettività, perché poi la manutenzione del territorio sapete che la fanno i piccoli allevatori in giro per le colline e per le montagne. Come se ne esce, Presidente, da una situazione del genere? ARAV sta facendo la sua con tanti progetti, avete parlato di benessere animale e non solo, e questo per andare incontro ai consumatori che poi sono coinvolti nelle dinamiche di cui lei ha appena parlato. È il nostro lavoro, cerchiamo di farlo al meglio, cercare di fare progetti per efficientare i nostri allevamenti, farli lavorare nel miglior modo possibile è il nostro compito e ce la stiamo mettendo tutta. Come se ne esce è una parola difficile, in questo momento sicuramente servono dei sostegni fatti anche in previsione delle prossime PAC future in maniera diversa. Oggi siamo purtroppo a un conflitto che sta avendo delle dinamiche devastanti, quindi immagino che bisogna stravolgere anche quello che si era abituati a fare prima nel dare il supporto al mondo degli allevatori. Per i consumatori qual è il messaggio, Presidente? Il consumatore è usare il prodotto locale, in primis. Guardiamo le etichette, noi ci facciamo carico di questo, seguiamo le stalle con i controlli, la tracciabilità in tutte le stalle ogni 40 giorni, servirsi per quanto ci riguarda del mondo cooperativo, delle aziende che sono nel nostro locale, è una garanzia che queste possano esistere, che possano continuare a produrre del cibo eccellente, tracciabile e di qualità. Tra le altre cose ARAV sta completando, sarà questione di mesi, la riorganizzazione del laboratorio, che è comunque un fiore all'occhiello per i controlli ai soci. Sì, è un fiore all'occhiello, su questo abbiamo avuto anche l'appoggio di tutto il mondo cooperativo veneto che oggi fa quasi in toto le analisi presso il nostro laboratorio, che non oso neanche definire nostro, ma è di tutto il mondo allevatoriale ed è a servizio di tutti i consumatori. Questo è un sinonimo di tracciabilità verso terzi che stiamo cercando di aumentare anche perché stiamo intravedendo una collaborazione con Veneto Agricoltura, quindi con la Regione, per far diventare questo laboratorio un punto di riferimento per tutta la Regione del Veneto. Nei progetti più importanti di ARAV portati avanti c'è anche quello della tecnologia applicata all'allevamento, anche questo è un aiuto. Sì, questo è un progetto partito qualche anno fa, Stalla 4.0. Cosa si prefiggeva? Di portare la tecnologia in allevamento. Ci stiamo riuscendo, oggi abbiamo un software sia alleva che gestisce gli allevamenti, è gratuito in tutta Italia, quindi su
diciamo, proposta nostra poi è arrivato per tutta Italia l'uso gratuito degli allevatori. Questo permetterà a breve di avere un dato reale dei costi di produzione per ogni azienda e modificabile per ogni azienda. Neanche le avessimo previsto 4 anni fa, che oggi il problema grosso degli allevamenti, oltre al benessere animale, che già stiamo avendo ottimi risultati e li stiamo trattando meglio di noi allevatori, però un problema grosso è proprio quello della gestione economica, perché ricordo a tutti che senza gestione economica le stalle continuano a chiudere. Grazie a Floriano De Franceschi, presidente di ARAV.